Tutto pronto per l'ingresso in campo delle due formazioni, per il saluto iniziale. Per la partitissima della nona giornata, quarta di ritorno nella Serie B1 girone E2. L'andata finì 3-1 per il Messina, con l'Aragona decimata dagli infortuni. L'assenza pesante, quella di Caracuta in regia, rimasta a casa per un problema intestinale. Al suo posto Gaia Dell'Amico, arrivata pochi giorni prima ad Aragona, che comunque disputò una gran partita. Aragona che vinse il primo set, ha rischiato di vincere anche il terzo, poi Messina ha sfruttato in pieno il roster, il completo, al gran completo, e ha vinto con merito 3-1. Si aspetta l'arrivo dell'Aragona con Dagioni che dà le ultime raccomandazioni alle giocatrici, e tra poco il saluto. Ecco qui l'ingresso in campo delle due formazioni, con le giocatrici del Messina che si tengono per mano, come a dimostrare grande compattezza, grande forza, grande voglia di espugnare il Nicosia di Agrigento e quindi blindare il primo posto. C'è tanta voglia di rivalsa in casa Aragona dopo la cocente sconfitta di Modica, sfruttare in pieno il fattore campo. In panca con coach Dagioni e il suo staff ci sono anche i due medici dell'Aragona, il fisioterapista Agostino Craparo e la dottoressa Maria Concetta Rotolo. E tra poco conosceremo i due sestetti che inizieranno a darsi battaglia sul parquet del Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Un saluto a tutti gli amici di Televideo Agrigento che stanno seguendo questa partita in differita sul canale 92. Buon lavoro al collega Salvatore Barresi e al suo staff per la diretta streaming di questa partita. Silvia Bilardi è la prima centrale del Messina, poi l'alzatrice Giordano, poi l'opposto Iannone, Ambra composto, ex di turno, Martina Escher. Martina Escher che è conosciuta anche per aver calcato gli studi televisivi di Uomini e Donne come corteggiatrice, ma anche le passerelle di Miss Italia. E allora l'Aragona che arriva in campo con Caracuta, Borelli, Stival, e c'è la novità assoluta, gioca Maddalena Micheletto al debutto assoluto in casa Seap Danny Cardillo Aragona, l'ultima arrivata in casa bianca-azzurra, non ce la fa Barbara Murri, quindi debutta in campionato con la maglia dell'Aragona Maddalena Micheletto. Non ce l'ha fatta Barbara Murri, comincia in panchina. Un'assenza importante in casa Aragona, quella di Barbara Murri. Al suo posto la giovane e promettente Micheletto, che debutta con l'Aragona nella gara più importante della stagione. Al servizio sarà la formazione ospite con la centrale Silvia Bilardi. Amici sportivi, inizia il big match Aragona-Messina. In palio il primo posto finale. Inizia il derby. Alla battuta Bilardi sulla Cappelli, Caracuta alla prima alzata, Moneta, attacco potente, il muro c'è del
Messina, contrattacco affidato a Escher che piazza il pallonetto, il tuffo della Stival, poi la pipe della Cappelli, salva tutto Giordano, va in bagger la Bilardi, il tiraforte la Iannone, salva Caracuta, Vittorio, Stival, salva tutto Bilardi, altro contrattacco di Iannone, arriva il primo punto per Messina, punto lunghissimo, gara che promette tante emozioni. Iannone firma l'1-0 per la capolista, continua il servizio di Silvia Bilardi. Vittorio bene, Caracuta chiama l'attacco la Cappelli, si salva ancora Messina, gran salvataggio, Cappelli, Caracuta al centro, anzi no, si va da Stival, vincente, Sara Stival, allunga il braccio, 1-1, primo punto per Stival. Moneta al servizio per la SEAP Dallicardillo, pallavolo Aragona. Parte il capitano. Marino in difficoltà, Escher, Marino, tira forte, tiene il muro, contrattacco Aragona, Caracuta, alza per Cappelli, che tira forte, il libero Giudice, difende bene, poi Marino gioca con le mani del muro avversario, palla out di Sara Stival ed è nuovo vantaggio Messina, 1-2, primo punto per Alessandra Marino, ex Santa Teresa di Riva. Adesso l'opposto Iannone in battuta per la squadra di Nino Gagliardi. Va in salto. Moneta, Caracuta, Cappelli, da posto 4, salva il muro, contrattacco Messina. Marino tira forte, il muro dell'Aragona contiene, Caracuta costruisce, Cappelli attacca. Ancora il muro di Ambra composto, si alza Stival, tira forte, salva Escher, Messina che lotta su ogni pallone, palletta di Marino, poi Caracuta, Stival, muro vincente di Alessandra Marino, non passa Sara Stival, 3-1 Messina. Messina molto concentrato, sta lottando su ogni pallone in questi primi scambi e servirà la miglior Aragona per battere la capolista che inizia bene questa partita. Iannone ancora in battuta, 3-1 Messina, primo set. Si alza ancora Iannone, Vittorio in difficoltà, Moneta per Cappelli che si alza, tira forte, palla in campo, giudicata fuori dall'arbitro, ma attenzione, rimane a terra Federica Vittorio, attenzione, problemi per Vittorio. 4-1 Messina, si rialza il libero Federica Vittorio, per lei una distorsione alla caviglia del piede destro, è davvero una stagione pazzesca per l'Aragona, super sfortunata la squadra bianco-azzurra, time out di Massimo Dagioni, Federica Vittorio va in panchina, un inizio davvero sfortunato per il libero Federica Vittorio. (4-1) per il Messina, time out chiesto da Massimo Dagioni per permettere ai sanitari dell'Aragona di soccorrere Federica Vittorio. Le squadre richiamate in campo, vedremo se ce la fa Federica Vittorio. Che non si alza dalla panchina. Niente da fare, Vittorio rimane in panchina. Altra tegola in casa Aragona, davvero una stagione sfortunatissima per la squadra del presidente Nino Di Giacomo. Si torna a giocare, 4-1 Messina, vediamo come reagirà la SEAP Dallicardillo Aragona. Iannone in battuta. Si alza, ancora all'opposto. Bene Moneta, al centro, Micheletto! Ottimo, primo tempo sull'asse Caracuta Micheletto, primo punto in maglia Aragona per Micheletto che va al servizio, ex Chieti in B1, poi tante stagioni in Serie B2.
Al servizio la Micheletto. Escher, Giordano al centro, composto, non passa. Altra chance Messina con Marino che tira forte, salva Cappelli, la palla in campo, anzi Micheletto, Cappelli, Micheletto può solo appoggiare. Altra chance per Messina per il 5-2. Composto, la fast completamente sbagliata, palla di almeno 2 metri fuori. 2 punti di fila per l'Aragona, 3 Aragona, 4 Messina. Continua a servire Maddalena Micheletto. Escher, Giordano, si alza Iannone dalla seconda linea, pallonetto, Micheletto è lì, Caracuta costruisce, si alza Cappelli, 4-4, parziale di 3-0 per l'Aragona, 4-4 il punteggio, con Agostino Capraro che sta bendando la caviglia di Vittorio per rispedirla in campo. Vediamo se riuscirà a fare il miracolo Agostino Crapare, il nostro fisioterapista. Micheletto in difficoltà giudice, Giordano per Marino, si alza il muro dell'Aragona, salva Moneta, Caracuta in bagger, poi Stivolo può solo appoggiare, chance importante per Messina. Marino, attacco potente da posto 4, torna avanti di un punto. Messina 5-4 e adesso al servizio va la stessa Alessandra Marino. Ecco la sua battuta a cercare il bagger della Cappelli, bene, Caracuta, Stival, attacco potente, ottimo schema in casa Aragona, parità 5-5. Secondo punto per Sara Stival che va al servizio. La concentrazione di Sara Stival, padre piemontese e mamma siciliana. Tira forte Stival, Marino in difficoltà, Giordano salva tutto, Micheletto, poi Stival dalla seconda linea, muro vincente di Ambra Composto, era quasi impossibile attaccare quel pallone. Ottima lettura a muro di Ambra Composto per il nuovo vantaggio Messina, 6-5, primo set equilibrato dopo un inizio importante del Messina, dopo il 4-1 iniziale, adesso 6-5 Messina. Ambra Composto, l'ex al servizio, batte corto su Moneta, Caracuta per Cappelli, salva Marino, costruisce Giordano, attacca Escher, tiene il muro dell'Aragona, poi la palla cade lembe nel campo della Seap Dalle Cardillo. Più 2 Messina, 7-5. Ancora Ambra Composto al servizio. Cappelli bene, Caracuta vuole la fast, la Borelli salva Iannone, poi Escher tira forte, Cappelli è lì, Caracuta per la stessa Cappelli che picchia forte, fa molto male al Messina. Attacco vincente ancora di Cappelli, 6 Aragona, 7 Messina. Al servizio va la stessa Cappelli con Vittorio pronta a rientrare in campo. Cappelli al servizio, Marino, Giordano al centro per Bilardi, ottima l'intesa Giordano-Bilardi per il 8-6 Messina. Va in battuta l'alzatrice Giordano, 22 anni, piemontese di Alba. Torna in campo Federica Vittorio, questa è la bella notizia in casa Seap Dalle Cardillo. Aragona sbaglia a servizio la Giordano, regala il punto alla Seap Dalle Cardillo Aragona che tocca quota 7. Ancora un punto di vantaggio per la capolista Messina. In battuta Borelli che batte sul bagger della Escher, Giordano costruisce l'attacco della Iannone, muro out di Micheletto. 9-7, torna a più 2 la squadra di Nino Gagliardi. Martina Escher al servizio.
Escher in battuta per l'Accademia Sant'Anna Messina. Se ne va, secondo errore di fila al servizio per Messina, altro punto regalato all'Aragona. Messina che all'andata riuscì a vincere anche grazie al servizio. Caracuta in battuta per l'Aragona, in difficoltà Escher, giudice per Marino che picchia forte, salva Vittorio, corre Caracuta, palla per Stival che picchia forte, molto forte e fa ancora male al Messina. 9-9. Ritorna in parità il primo set. Ancora Caracuta in battuta. Parte il vice capitano, servizio out, errore in battuta, il primo della partita per l'Aragona, con Caracuta che ha cercato la riga. Torna avanti Messina e manda in battuta Silvia Bilardi. Finisce il primo giro in battuta per le giocatrici del Messina. Bilardi batte bene su Moneta, corre Caracuta, palla per Sara Stival, pallonetto, salva tutto Messina, poi Escher dalla seconda linea, ancora Caracuta, palla per Saretta Stival, ancora Stival, palla in campo, Stival di prima intenzione, riporta in parità il primo set, 10-10, sta entrando in partita la bombardiera dell'Aragona Sara Stival. Moneta al servizio, il capitano batte benissimo, ace del capitano. Aragona mette la faccia avanti, mette la freccia, sorpassa Messina, è il primo vantaggio del match per la squadra di Massimo Dagioni. 11 Aragona, 10 Messina. Ancora Moneta in battuta. Parte il capitano, la palla passa e arriva un altro punto con un po' di fortuna, ma ci può stare. 12-10, secondo servizio vincente per il capitano Serena Moneta, aiutata dal nastro. +2 Aragona che adesso comanda il primo set. Si alza il capitano, Escher bene, Giordano costruisce, Iannone attacca, salva Moneta, corre Caracuta, palla pulita per la Cappelli che tira forte, il muro c'è, costruisce adesso l'attacco Messina, ancora Iannone, la palla che cade nel campo dell'Aragona dopo il tocco del nastro, adesso un po' di fortuna in casa Messina. 11-12, torna a fare punti la squadra prima in classifica, il Messina che deve rimontare un punto all'Aragona. Marianna Iannone in battuta, occhio alle sue bordate nel fondamentale del servizio. Tira forte, bene Moneta, corre Caracuta, si alza Stival da posto 2, salva tutto Messina, Iannone picchia forte, Moneta c'è, Caracuta, ancora Stival che picchia forte, ancora Messina che salva e poi Iannone, ancora Moneta, la battaglia al Nicosia, si alza ancora Stival, salva Iannone con il muro che tiene, poi Escher, la pipe, Moneta c'è, Caracuta, questa volta Cappelli, tira forte, Cappelli, punto lungo, costruito bene dall'Aragona, che lo conquista con caparbietà. 13-11, bene così in casa Seap Dallicardì l'Aragona. È una battaglia al Nicosia. Micheletto in battuta per la Seap Dallicardì l'Aragona, per lei finora un punto. Marino, Giordano, Marino, vincente, tocco morbido di Alessandra Marino sul muro avversario che stava per tornare giù. E torna a -1 Messina e manda al servizio la stessa Alessandra Marino. 12 Messina, 13 Seap Dallicardì Aragona. Parte Marino. Vittorio, Caracuta, Borelli, non passa, altra chance Aragona, Caracuta si affida a Stival che non sbaglia, mette in difficoltà Messina che però salva, altra chance Aragona, Moneta, Caracuta, Cappelli, vincente, Cappelli, passa la Toscana
14-12, torna a +2 la squadra di Massimo Dagioni. E adesso la palla è nelle mani di Sara Stival per la battuta. Si alza la piemontese, tira forte, molto forte. Bene giudice Giordano, la fast della Composto, palla fuori, punto Aragona. Sbaglia l'attacco Composto, ma il punto per Messina. La palla, il muro avversario, il muro dell'Aragona ha toccato l'asticella. E allora giusto il punto per Ambra Composto. 14-13, finora perfetta la direzione dei due arbitri. Composto, errore al servizio per Ambra Composto, terzo errore in battuta per Messina. 15 Seap dall'Icardile Aragona, 13 Messina. Cappelli in battuta. Parte Cappelli. Marino bene, Giordano alza per Iannone, la seconda linea, muro dell'Aragona, palla ancora in gioco, salva Vittorio, gran tuffo di Federica Vittorio, poi Moneta, il capitano da posto 4, salva il muro del Messina, poi si alza Escher, altro muro Aragona e vincente di Miss Valeria Caracuta. +3 Aragona, inizia a prendere le misure alle attaccanti avversarie, il muro della Seap dall'Icardillo, confortante +3. 16-13. Cappelli in battuta ancora per la Seap dall'Icardillo Aragona. Escher, corre Giordano per la stessa Escher che può solo appoggiare e sbaglia clamorosamente, errore di Martina Escher. 17-13, Nino Gagliardi ferma la partita, momento di difficoltà per il Messina, il primo della partita per la squadra che al momento occupa il primo posto della classifica con un punto di vantaggio dalla Seap dall'Icardillo Aragona. 17-13, time out. Squadre richiamate in campo. 17 Aragona, 13 Messina. Cappelli prosegue il servizio. Parte Cappelli. Marino, Giordano, la pipe vincente di Iannone. Ottimo attacco di Messina, ottimo schema per il cambio palla e torna a fare punti la squadra di Gagliardi dopo il time out. 14 Messina, 17 Aragona, primo set. Benedetta Giordano in battuta. Batte benissimo Cappelli, Caracuta, la pipe che non va a buon fine di Stival, allora può contrattaccare Messina. Iannone serve il muro, eccolo. Cappelli, Caracuta, la fast della Borelli. Caracuta salva, il tuffo della Stival, Moneta può solo appoggiare, costruisce l'ennesimo attacco Messina. Al centro Bilardi, il muro dell'Aragona contiene, poi Caracuta alza per il capitano Moneta, attacco vincente del capitano che gira benissimo la mano e piazza l'attacco nei 3 metri. Gran colpo di Serena Moneta, 18-14. Torna a +4 in questo primo set la Seap dall'Icardillo Aragona. In battuta la centrale di Fondi, Francesca Borelli. Escher, Giordano manda l'attacco la Iannone che picchia forte. Lascia andare il braccio la Iannone e fa punto. Giocatrice di indiscusso valore Marianna Iannone. Martina Escher in battuta per Messina. Bagher della Cappelli, Caracuta manda l'attacco la Stival, pallonetto, il tuffo della giudice, poi Marino, salva Cappelli, corre Caracuta, alza per la Moneta che picchia forte, il muro c'è, poi altra chance Aragona, ancora Moneta, errore di Serena Moneta, altro punto per Messina,
che dimezza lo svantaggio. 18-16 adesso il punteggio. Adesso serve il cambio palla per non rimettere nel set il Messina. Escher se ne va forse, ma prende la palla Cappelli. Micheletto al centro, ancora lei, Micheletto. 19-16 al centro. La piemontese Micheletto non tradisce. Caracuta in battuta, più 3 Aragona. Primo set. Giudice, Giordano, Marino, salva Cappelli. Caracuta chiama l'attacco la Stival, lascia andare il braccio, il muro c'è. E allora Messina che può contrattaccare con Marianna Iannone, muro di Micheletto. Poi Marino, la palla passa, Caracuta per Sara Stival, altro pallonetto vincente, tocco morbido, dolcissimo di Sara Stival per il 20-16, torna a più 4 la SEAP Dalli Cardillo Aragona. Caracuta in battuta per l'Aragona, 20-16 il punteggio. Batte corto, Escher in difficoltà, Giordano corre, palla per la Marino, il muro dell'Aragona c'è, ma un'altra chance Messina con Iannone che passa con astuzia e prepotenza. Gran colpo di Marianna Iannone per il 20 Aragona, 17 Messina. In battuta Silvia Bilardi di Reggio Calabria, ex Condor Catania. Caracuta, si alza Moneta, attacco perfetto di Moneta, gran colpo ancora del capitano che sta attraversando un ottimo stato di forma. 21-17, torna a più 4 la SEAP Dalli Cardillo Aragona che prova a dare il colpo di grazia in questo primo set al Messina, sportivamente parlando. Parte il capitano. Escher, bene, Giordano costruisce, Iannone si alza, picchia forte, salva Moneta, Caracuta in bagger per Cappelli che si alza, picchia forte e fa molto male al Messina. Altro punto Aragona, 22-17, Gagliardi ferma la partita, altro momento di difficoltà per Messina, con l'Aragona scatenata nel provare a portare a casa il primo set. 22 Aragona, 17 Messina, primo set, time out. Riecco le squadre in campo per questo finale di primo set. 5 punti di vantaggio per la SEAP Dalli Cardillo Aragona. Moneta al servizio. La sua battuta. Giudice, Giordano, Marino. Attacco out, ma c'è il tocco del muro che ha visto solamente il primo arbitro. Protesta tutta l'Aragona. Vi assicuro il tocco non c'è stato, errore clamoroso di Maraghiano di Casarano. Siamo a 4 metri dalla postazione, ci fidiamo comunque della decisione del primo arbitro. Torna a fare punti Messina, 18-22. Iannone in battuta, Vittorio bene, Caracuta costruisce, si alza Cappelli, salva Giudice, corre Giordano, palla per la Marino, muro Aragona. Altra chance Messina, al centro composto, non passa, arriva il punto della SEAP Dalli Cardillo Aragona con il muro di Cappelli. 23-18, ci riprendiamo quel punto che l'arbitro ha dato al Messina in maniera molto scontata. Cambio Aragona, dentro Ruffa, fuori Micheletto, al servizio Fabio La Ruffa. 23 Aragona, 18 Messina.
Ruffa in battuta, in difficoltà Messina, si alza Marino, muro out dell'Aragona. 23-19. Adesso Alessandra Marino al servizio per la formazione di Gagliardi. Marino al servizio per l'Accademia. Cappelli, Caracuta, Cappelli, il tuffo della Vittorio, gran tuffo di Federica Vittorio, poi Stival tiene il muro del Messina, sbaglia Ambra Composto, costruisce Caracuta, Stival, picchia forte Sara Stival, ma Messina non muore mai. Altra chance Aragona, Caracuta per Cappelli, salva ancora Messina che poi attacca con Martina Escher, il pallonetto, il tuffo della Cappelli, poi la pipe di Moneta, palla ancora in gioco, Caracuta, si alza Stival che picchia forte e fa punto. Sara Stival, 24-19, una caterva di set point per l'Aragona per vincere questo primo set con grandissimo merito. 24 Aragona, 19 Messina, in battuta Sara Stival, ancora un punto sudatissimo, vinto con merito dalla SEAP Dallicardillo Aragona. Si alza Sara Stival che picchia forte, giudice poi Giordano, Escher, muro Aragona, palla ancora in gioco, sbaglia Martina Escher e vinciamo il primo set in maniera netta e convincente. 25-19, 1-0 per la SEAP Dallicardillo Aragona. Quando è finita? 25-19. No. Mia moglie non ha problemi di salute. Messina si chiama la squadra, vero? Tra poco il secondo set della partitissima SEAP Dallicardillo Aragona Accademia Sant'Anna Messina. Il derby inizia bene per l'Aragona, il Messina che soltanto nella parte iniziale, quella centrale, ha giocato alla pari della SEAP Dallicardillo Aragona. Poi la squadra di Nino Gagliardi ha perso brillantezza, compattezza e ha dato via libera alla SEAP Dallicardillo Aragona per vincere con merito il primo set. Ma la gara è ancora lunga e attenzione al Messina, squadra molto forte e completa in ogni reparto. Squadre richiamate in campo per l'inizio del secondo set. Ancora buona visione anche agli amici di Messina che stanno seguendo questa nostra telecronaca. In casa Messina finora bene
le due attaccanti Marino e Iannone, un po' sottotono le due centrali Bilardi e Composto. Ottima la regia di Giordano, bene in difesa il libero giudice, e buona gara anche di Martina Escher. Inizia il secondo set, al servizio Valeria Caracuta per la SEAP Dalli Cardillo Aragona. Ricomincia la battaglia del Palasport Pippo Nicosia di Agrigento. Escher, Giordano costruisce per Iannone, attacco potente di Marianna Iannone, comincia bene Messina, 1-0. Silvia Bilardi in battuta per la squadra di Nino Gagliardi. Vittorio Caracuta, la pipe della Cappelli, il muro c'è di Ambra Composto, poi costruisce l'attacco Messina. Giordano chiama l'attacco al centro, Ambra Composto. Un'altra chance per l'Accademia Sant'Anna con Marino, salva Cappelli. Caracuta alza per Sara Stival che lascia andare il braccio. Attacco perfetto di Sara Stival, 18 anni. Una fuoriclasse. 1-1. Adesso Moneta in battuta per la squadra di casa. Parte il capitano, palla sul bagger della Escher, difficoltà Messina, si alza Iannone, altro attacco potente di Marianna Iannone, risponde Aragona con Sara Stival. Escher, bene, Giordano costruisce, si alza Iannone, altro attacco potente, palla out, non c'è il tocco del muro. Timide proteste in casa Messina. Aragona che passa a condurre 2-1, nessun tocco al muro. Ancora Moneta in battuta. Out. 2-2 il punteggio, errore al servizio per il capitano. Secondo errore al servizio per l'Aragona, il primo di questo set. E adesso occhio alle battute in salto di Marianna Iannone, finora la migliore del Messina. Vittorio bene, Caracuta chiama l'attacco la Stival che ha il braccio caldo, palla in campo, chiude il punto. Maddalena Micheletto al debutto assoluto con la maglia dell'Aragona. 3-2, gran partita finora della giovanissima Micheletto. Secondo set, il primo lo ha vinto l'Aragona 25-19. Parte Micheletto in battuta, ottimo il suo servizio, esce in difficoltà, corre Giordano, alza per la Marino che picchia forte, salva Micheletto, è tutto inutile, il punto è per Alessandra Marino. 3-3. Ha provato a recuperare Moneta la difesa di Micheletto sull'attacco potente di Alessandra Marino. La stessa Marino in battuta, 3-3. Bene Cappelli, Caracuta alza per Stival, il tocco morbido, Composto, poi Iannone e Giordano può solo appoggiare. Costruisce un attacco facile la SEAP Dalli Cardillo Aragona con Borelli al centro, ottima intesa. Caracuta manda a nozze la Borelli, ottima alzata e Borelli non ha tradito. 4-3, Aragona torna avanti. Ancora una centrale a segno dopo Micheletto, il punto seguente è firmato da Francesca Borelli. Stival, attenzione, tira forte. Marino bene, Giordano costruisce, la fast di Ambra Composto, a segno Ambra Composto, prima fast vincente dell'ex Aragona. Ambra Composto 4-4, si gioca punto a punto in questo inizio di secondo set. Va in battuta Ambra Composto, ha giocato anche con l'Acragas Volley in questo palazzetto molte stagioni fa. Moneta, Caracuta alza per la fast vincente di Borelli e anche la Borelli sta giocando una ottima partita. Ancora un punto delle centrali, il terzo di fila in casa Aragona. Adesso Cappelli aspetta il pallone per servire.
5-4. Va in postazione Cappelli per servire. Parte la sua battuta. Marino, Giordano, tocco di prima intenzione, salva Vittorio, Caracuta, la pipe della Cappelli, vincente, palla in tribuna. Difesa in tribuna di Marino. Aragona che conduce adesso (6-4). Cappelli in battuta. Marino, Giordano, Escher, tira forte, salva Vittorio, Moneta, Alzenbagher per Cappelli, attacco fuori, out di Cappelli. 6-5 il punteggio, torna a -1 la capolista. Adesso la giovane e brava regista Giordano in battuta per l'Accademia Sant'Anna Messina. Cappelli in difficoltà, corre Caracuta, parla per la Stival, ci pensa Sara Stival a pulire l'attacco dell'Aragona dopo una difettosa ricezione, un'alzata difficilissima di Caracuta. Ci pensa Sara Stival a lasciare andare il braccio, attacco potente. 7-5 Aragona, altro punto per l'opposto dell'Aragona. Borelli in battuta, batte benissimo, Escher, Giordano in bagger per l'attacco della Iannone, salva Borelli, Cappelli per Moneta che può solo appoggiare. Adesso serve il muro in casa Aragona, Giordano costruisce, attacca Iannone, tocca il muro, palla out. Gioca d'esperienza Marianna Iannone, gran partita finora per Marianna Iannone. 6 Messina, 7 Seap dalle Cardillo Aragona. Adesso Martina Escher al servizio. Cappelli in difficoltà, corre Caracuta, palla alta per Moneta, gran colpo di Moneta. 8-6. Ancora un attacco preciso di Moneta. Caracuta in battuta, +2 Seap dalle Cardillo. Giordano manda l'attacco la Marino, salva Cappelli, Caracuta, Alzenbagher per Moneta che si alza, picchia forte, giudice salva. Escher costruisce, Marino piazza il colpo, Caracuta, Micheletto, Stiva, lascia andare il braccio, punto Aragona. Non riesce Martina Escher a salvare la bordata di Sara Stival. 9-6 Aragona, time out di Nino Gagliardi. Primo momento di difficoltà del secondo set per il Messina dopo un inizio punto a punto. Adesso l'Aragona ha piazzato il break importante per mettere paura e pressione alla capolista. Aragona avanti di un set, 25-19 il primo, adesso il secondo, e 9-6 per la vice capolista. Squadre richiamate in campo, gli arbitri sono Antonio Maragliano di Casarano e Roberto Russo di Savona. Caracuta al servizio per la Seap dalle Cardillo Aragona. Parte il vice capitano, errore di Martina Escher, giudice, poi Marino può solo appoggiare. Cappelli, Caracuta, Moneta, attacco potente, il muro tocca ma Escher non riesce a salvare. 10-6, aumenta il vantaggio la Seap dalle Cardillo Aragona. +4 e ancora servizio nelle mani di Valeria Caracuta. Escher, bene, Giordano al centro, Bilardi non passa, Giordano, si alza Marino da posto 4, salva Moneta, Caracuta, la pipe della Cappelli, salva tutto Messina, altra chance Aragona, Caracuta per Stival, salva tutto ancora Messina e poi Iannone, spinge il pallonetto, il tuffo della Caracuta e poi non riesce Aragona a salvare.
e Messina torna a fare punti. È il primo punto del Messina dopo scambi davvero lunghissimi. 7 Messina, 10 Seap dalle Cardillo Aragona. Silvia Bilardi va in battuta. Sul bagger della Moneta, Caracuta per Stival, spinge il pallonetto, salva Giordano, poi alza Bilardi per Iannone, tocca il muro e poi punto Aragona con Maddalena Micheletto. Ancora Micheletto. 11-7, primo cambio del match per Messina, fuori Iannone, dentro l'opposto di riserva Ottavia Boffi, altra giocatrice di indiscusso valore di Lodi, classe 94. Moneta in battuta, Escher bene, Giordano, Marino, muro Aragona, vincente di Sara Stival, gran muro di Sara Stival su Alessandra Marino. 12-7. Moneta continua a servire per la Seap dalle Cardillo Aragona. Squadra concentratissima quella di Massimo Dagioni. Parte Moneta, Escher, Giordano, Boffi al suo primo attacco, salva Moneta, Caracuta costruisce, Cappelli attacca, palla, tocco del muro, punto Aragona, tocco del muro. Ci hanno pensato un po' i due arbitri. Boffi dice non l'ho toccata. Punto che viene assegnato all'Aragona, 13-7. Moneta continua a battere per l'Aragona, Escher in difficoltà, Boffi alza in bagger per Marino che lascia andare il braccio, colpisce il nastro. Messina completamente in bambola. 14-7 più 7 Aragona. Tanti errori in casa Messina in questo particolare momento del secondo set. Dall'altra parte una Seap dalle Cardillo concentrata e determinata, come ha chiesto in settimana coach Massimo Dagioni. Scadono i 30 secondi del time out, il secondo e ultimo di Nino Gagliardi per questo set. Aragona avanti di 7 punti, siamo a metà del secondo set, ma la strada è ancora lunga e di fronte c'è la capolista Messina e tutto può accadere. Moneta in battuta. Sul bagger della Escher, Giordano alza per la Boffi, muro vincente di Cappelli, Messina non passa più, 15-7, altro punto, più 8 Aragona. E il cambio Iannone-Boffi non ha portato finora gli effetti sperati in casa Messina. Moneta è ancora in punto battuta. Escher malissimo, altro punto Aragona. 16-8, anzi 16-7 scusate, più 9 Aragona, roba da non crederci. Continua a servire Moneta, parte il capitano, non passa, errore in battuta per Moneta. Torna a fare i punti Messina che manda in battuta Boffi. 8 Messina, 16 Seap dalle Cardillo Aragona. Parte Boffi. Cappelli, Caracuta al centro, Micheletto! Complimentoni a Maddalena Micheletto. 17-8. Al debutto assoluto in maglia Aragona.
Parte Micheletto, ottima la sua battuta, Escher, Giordano per Marino, il tocco del muro e arriva un altro punto per l'Aragona, non passa la Marino. 18-8. Micheletto continua a servire per la Seap Dalli Cardilla Aragona. Ace! Palla che passa nel corridoio del Messina e cade nel campo della capolista. 19-8. Micheletto ancora in battuta per la Seap Dalli Cardillo Aragona. Ottima battuta, Escher sbaglia l'ennesima ricezione ed è 20-8. Più 12 Seap Dalli Cardilla Aragona. Secondo set da incorniciare per la squadra di Massimo Dagioni. Grande pallavolo. Micheletto al servizio, poi Moneta, Caracuta, si alza Stival che picchia forte, Boffi salva, invasione di Alessandra Marino e arriva un altro punto Aragona. Messina non c'è in questo secondo set. 21-8. E ancora Micheletto in battuta. Sbaglia Escher, Giordano, tocco di prima intenzione e poi non riesce a rigiocare il punto l'Aragona col tocco di Giordano. 21-9. Alessandra Marino in battuta per la formazione di Nino Gagliardi. Cappelli bene, Caracuta chiama l'attacco la Borelli, fast out della Borelli. Secondo punto di fila per Messina. 21-10 per la Seap Dalli Cardilla Aragona, che deve soltanto amministrare questo vantaggio con una pallavolo semplice ma efficace. Marino in battuta, Cappelli, Caracuta, la fast della Borelli, muro vincente di Martina Escher. Attenzione al Messina, non bisogna farlo rientrare in partita perché può far male. È sempre la prima della classe, bisogna portare molto rispetto al Messina. 21-11. È comunque confortante il vantaggio della Seap Dalli Cardilla Aragona. Marino in battuta, Moneta, corre Caracuta, palla per la Cappelli, arriva il cambio palla, la bordata di Cappelli da posto 4 per il 22-11. Adesso in battuta va la bombardiera Sara Stival. Si alza Sara Stival, tira forte, Marino, Giordano, Escher, spinge il pallonetto, tocco di Caracuta, poi Stival di prima intenzione. Oh mamma mia, che giocatrice! Non c'entra niente con questo campionato Sara Stival. 23-11, gioca da leader e ha soltanto 18 anni. 23-11, cambio Messina. Dentro Marta Pugliatti, anzi no, Paola Rotella, scusate, maglia numero 2, fuori Giordano, cambia in regia, il tecnico Gagliardi fa riposare la Giordano perché questo set ormai è compromesso. Stival, Marino, Rotella, Escher, tuffo della Vittorio, Caracuta di prima intenzione, corre Marino, al centro composto, salva Vittorio, Caracuta, la pipe della Moneta e sono 24 i punti della Seap Dalli Cardilla Aragona. 24-11, secondo set stradominato dalla Seap Dalli Cardilla Aragona. 24-11, la capolista spazzata via in questo secondo set dalle bordate della Seap Dalli Cardilla Aragona, che ha giocato un secondo set perfetto. Stival,
Escher, rotella, Boffi, salva Stival, Caracuta per chiudere il set, Cappelli, palla out, torna a fare punti l'Accademia Sant'Anna Messina che annulla la prima palla set. 24-12, seconda palla set al servizio Ambra composto. Al servizio Ambra composto. Moneta bene, Caracuta al centro, Borelli finisce qui il secondo set con la fast vincente di Francesca Borelli, 25-12. Aragona è sul 2-0 contro la capolista Messina. 2-7-0, 25-19 e 25-12. E adesso attendiamoci la reazione dell'attuale capolista Accademia Sant'Anna Messina, che finora ha deluso le aspettative della vigilia. Di contro però ha trovato un'Aragona arrabbiata sportivamente parlando, che con umiltà e determinazione sta conducendo per 2-7-0. Rieccoci, sta per cominciare il terzo set di una partita finora a senso unico tra la capolista Messina e la vicecapolista Aragona. Aragona che conduce 2-7-0, vinti in maniera netta, nettissima il secondo set, 25-19 il primo, 25-12 il secondo. E adesso, come detto poco fa, attendiamoci la reazione del Messina, con l'Aragona che deve essere brava, concentrata, a continuare così per portare a casa l'intera posta in pali. Inizia il terzo set al servizio Messina con Silvia Bilardi, Caracuta per Moneta, attacco potente, 1-0. Aragona comincia bene il terzo set. Gagliardi ha rimesso in campo le titolari Iannone e Giordano. Moneta in battuta, Escher, Giordano, si alza Iannone, muro vincente di Cappelli che ha messo un tir davanti all'attacco da posto 2 di Iannone. 2-0, Aragona che non stacca la spina, continua
a tenere altissima la concentrazione. Ancora il capitano Moneta in battuta. Escher in difficoltà, Giordano corre, Alzenbagher per la Marino che tira forte, salva Moneta, Caracuta costruisce per Stival, salva Giudice dopo il tocco del muro, poi si alza Marino, tira forte, il muro c'è, il tuffo della Caracuta, poi Stival e poi Cappelli che picchia forte, il muro c'è, contrattacca Aragona, Stival, è una battaglia al Nicosia. Si continua a giocare, Giordano alza per la Marino che picchia forte, salva Moneta, Caracuta corre, alza per la Cappelli che picchia forte, attacco vincente, attacco da Serie A per Cappelli, ma che partita sta giocando la SEAP Dalli-Cardillo Aragona, 3-0 il punteggio. Moneta in battuta. (3-0), terzo set, 2-7-0, SEAP Dalli-Cardillo Aragona. Parte il capitano, palla sul bagger della Giudice, corre Giordano, alza per la Marino che piazza il colpo, il tuffo della Moneta, corre Caracuta, palla alta per la Cappelli che tocca il muro avversario, corre Giudice, poi Marino può solo appoggiare, costruisce l'attacco l'Aragona, Caracuta chiama l'attacco, la Stival passa con prepotenza e sono 4 i punti dell'Aragona. Messina ferma al palo, 4-0 il punteggio. Moneta in battuta. Passa la battuta della Moneta, Giordano, Marino, tocco del muro, salva Vittorio, Caracuta costruisce la pipe della Moneta. Escher, Benenbacher, poi Giordano, Marino, tocca Caracuta, Moneta, Alzenbagher per Cappelli da posto 4, tiro forte della Monetti e salva tutto, Giordano, Caracuta, altra chance, Micheletto, salva ancora Messina, si continua a giocare, Micheletto tocca il muro, poi palla ancora in gioco, si alza Cappelli, 5-0, 5-0. Che spettacolo la SEAP Dalli-Cardillo Aragona, 5-0 il punteggio. Attenzione, proteste di Ambra Composto all'indirizzo del primo arbitro. Time out intanto chiesto da Nino Gagliardi, si ferma la partita. Arriva adesso il time out di Nino Gagliardi, 5-0 SEAP Dalli-Cardillo Aragona che sta giocando una pallavolo da Serie A. Squadre richiamate in campo per proseguire il terzo set. 5-0 per la SEAP Dalli-Cardillo Aragona in questo terzo set. Moneta in battuta, Escher, Giordano, la fast della Composto, palla fuori, 6-0. Moneta in battuta. Parte il capitano, palla sul bagger della Escher, Giordano costruisce la pipe della Escher, il tuffo della Vittorio che salva Maddalena Micheletto, alza per la Cappelli, palla fuori. Arriva il punto per il Messina, il primo di questo terzo set. 6-1 per la SEAP Dalli-Cardillo Aragona, al servizio per l'Accademia Sant'Anna Messina Marianna Iannone. Batte in salto, tira forte, Moneta c'è, Caracuta non riesce anzi ad alzare come vorrebbe, era impossibile alzare quella palla. Arriva il secondo punto per Messina, 6-2 il punteggio, attenzione. Secondo punto di fila per la squadra di Nino Gagliardi.
Ancora Iannone in battuta. Cappelli, male. Palla in gioco, salva tutto Caracuta, mamma mia. Poi Marino, ancora Caracuta in tuffo e non riesce a fare un secondo miracolo. La Caracuta che poco fa ha salvato la palla dall'altra parte del campo. Un salvataggio da Champions League per Caracuta, che l'ha giocata la Champions League. Terzo punto per Messina, attenzione. 6-3 Aragona, ancora Iannone. Bene Moneta, Caracuta, Cappelli, salva Messina. Chance per Aragona. Stival, tocca il muro e arriva il punto di Sara Stival, non può Giordano salvare la portata di Stival dopo il tocco del muro. 7-3. Torna a +4 la Seap Dalle Cardillo al servizio Micheletto. Ottima battuta, Escher bene, Giordano costruisce, si alza Marino, attacco vincente di Alessandra Marino. Gran colpo di Alessandra Marino, 7-4 il punteggio. Ed è la stessa Marino al servizio. Moneta, Caracuta, chiama l'attacco, ancora Stival, attacco fuori. Altro punto per Messina che pian pianino sta risalendo la china. 5 Messina, 7 Seap Dalle Cardillo, Aragona. Marino in battuta. Cappelli, Caracuta, Cappelli, muro. Vincente. Si riapre il terzo set. Avanti di 1 Aragona. Ha avuto ben 6 punti di vantaggio la squadra di Massimo Dagioni. Adesso il punteggio è di 7-6. Un parziale di 6-1 per Messina. Rimette il terzo set nel giusto binario della quasi parità. 7-6 Aragona, time out di Massimo Dagioni. Aragona torna in campo, adesso arriva anche Messina, riparte il terzo set. Continua il servizio di Alessandra Marino. Cappelli, Caracuta. Cappelli, pallonetto, salva la Escher, attenzione, pipe della Marino, salva Moneta, Caracuta, alza per Stival che picchia forte, salva tutto Marino, costruisce Giordano per la Escher, muro out, parità 7-7. Bel colpo di Martina Escher che ha cercato e trovato le mani del muro avversario. Messina che torna prepotentemente nel set con classe e mestiere. Marino in battuta. Momento di appannamento per la Seap Dalle Cardillo Aragona. Si alza Cappelli. Torna avanti la Seap Dalle Cardillo Aragona. Ottimo attacco di Cappelli da posto 4. Non riesce Messina a difendere. Adesso Sara Stival in battuta. Si alza Sara Stival, Marino, Giordano, Iannone, out, palla fuori, nessun tocco al muro, errore di Iannone, torna a +2 la Seap Dalle Cardillo, favorita adesso dall'errore di Marianna Iannone che ha picchiato forte dalla seconda linea.
9-7, ancora Stival in battuta. Altro servizio potente, Giudice, poi Giordano, poi Escher, salva Stival, Caracuta costruisce, Cappelli attacca, arriva un altro punto per la SEAP dalle Cardille Aragona. Ambra Composto sportivamente ammette che la palla era in campo e dunque 10-7. Ritorna a mettere il terzo set, tutto in discesa, la SEAP dalle Cardille Aragona, +3. Ancora Stival, si alza la piemontese, picchia ancora forte, Giudice in difficoltà, Giordano alza in bagger, si alza Escher, salva il muro, costruisce l'attacco l'Aragona, Caracuta, la fast della Borelli, perfetta! 11 Aragona, 7 Messina, time out, questa volta ferma la partita coach Nino Gagliardi, che parla solamente con Benedetta Giordano e lascia le giocatrici parlare tra di loro. (11 Aragona, 7 Messina, che è la capolista. Aragona insegue un solo punto di distacco. Sabato l'ultima giornata di campionato. Aragona a Reggio Calabria, Messina in casa col Catania. È la partitissima, la gara più importante della stagione, finora dominata dalla SEAP dalle Cardille Aragona, ma la gara è ancora lunga. 11-7 il punteggio, Sara Stival in battuta per la SEAP dalle Cardille Aragona. Si alza Stival, picchia forte, Escher bene, Giordano costruisce, Escher attacca, salva Vittorio, corre Caracuta, palla in 4 per Cappelli, una bordata di Cappelli, mamma mia, che attacco potente della Cappelli, non c'è la difesa del Messina e arriva un altro punto Aragona, 12-7, ancora +5 Aragona. Cova d'inizio di set. Stival in battuta, si alza, tira forte, Escher in difficoltà, si addormenta Messina e arriva un altro punto, 13-7. Gagliardi è su tutte le furie per questo grave errore di posizione in campo del sestetto messinese. Stival continua a martellare, si alza ancora, tira forte. Ace, un altro punto in battuta della bombardiera Sara Stival, 14-7. Ritorna a +7 la SEAP, anzi no, va a +7 per la prima volta in questo terzo set l'Aragona. Prima +6, adesso +7. Ancora Stival, mamma mia, un'altra bordata incredibile, in difficoltà Messina, costruisce l'attacco l'Aragona, Caracuta, la pipe della Moneta, si salva Messina, poi Escher, grande attacco di Martina Escher dopo un ottimo salvataggio di Sofia Giudice, che ha stricato il parquet, un tuffo straordinario di Giudice. 8 Messina, 14 Aragona, al servizio l'ex Aragona Ambra Composto. La palla passa, fortunatissimo Ambra Composto, palla che cade nel campo dell'Aragona per il 14-9, nono punto per l'Accademia Sant'Anna. Ancora Ambra Composto in battuta. Moneta bene, Caracuta, la pipe della Stival che spara un altro missile da posto 6. 15-9, non si ferma più Sara Stival. Ancora una partita da incorniciare per la bombardiera dell'Aragona.
Cappelli in battuta, 15 Aragona, 9 Messina, terzo set. Marino bene, costruisce Giordano, attacca Escher, muro c'è. Allora Caracuta per la pipe della Cappelli che sbaglia. 10° punto per l'Accademia Sant'Anna di Messina. Più 5 Aragona. Giordano in battuta. Sul bagger della Cappelli corre Borelli. Moneta può solo appoggiare, costruisce l'attacco Messina. Si alza Iannone, salva Stival, Caracuta per Moneta, spinge il pallonetto, corre Marino, salva tutto. Poi Escher, attacco potente di Martina Escher dopo il salvataggio di Marino e l'alzata ottima di Giordano. Un altro punto per Messina che prova a riaprire ancora una volta il terzo set. 15-11. Giordano in battuta. Palla sul bagger della Cappelli che sbaglia. Si alza Stival. Errore della Stival. Palla colpita male. Messina guadagna un altro punto. E torna a -3. Cambio Aragona. Dentro Ruffa per rafforzare la seconda linea. Ricezione e difesa. Fuori Cappelli. Giordano in battuta ancora per le ospiti. Sulla Ruffa. Caracuta. Contesa, palla filorete. Poi Escher tocca il muro. E passa la palla di Martina Escher. Arriva un altro punto per Messina. (15-13). Dagioni suona la carica, prova a rincuorare le sue ragazze con Messina in netta ripresa. Ancora Giordano. Ruffa, corre Caracuta, serve il cambio palla, si alza Moneta, tira forte, corre Marino, salva ancora Messina. Stival, Caracuta, Moneta e questa volta il capitano incrocia bene e riesce a far punto. Ottimo schema in casa Aragona. Torna a fare punti la squadra di Massimo Dagioni con il capitano Serena Moneta. 16-13. Arriva un altro pallone prontamente disinfettato come da protocollo Covid. Borelli in battuta, Giudice, corre Giordano, palla per la Iannone che picchia forte, salva Borelli, Caracuta alza per Moneta che buca il muro avversario di Escher e Bilardi. Grandissimo attacco ancora di Moneta e il capitano porta a casa un altro importante punto per mettere pressione all'avversario. 17-13. Borelli in battuta, batte corto, male Giudice, corre Giordano, Iannone può solo appoggiare, Aragona che costruisce un altro attacco, Caracuta, si alza Stival, altra bordata e arriva un altro punto di Sara Stival, immarcabile. 18-13. l'Aragona ingrana la marcia giusta. 18-13, più 5 set dalle Cardille Aragona, che ha avuto anche 6 prima e 7 punti di vantaggio dopo in questo terzo set. Borelli, male al servizio, punto regalato alle avversarie che toccano quota 14. Escher in battuta. Bene Moneta, Caracuta per la Moneta, attacco ancora perfetto del capitano. 19-14, terzo punto di fila per Serena Moneta. Caracuta in battuta, batte corto, Bilardi, Giordano per Marino, salva Ruffa. Vittorio alza per Moneta, attacco ancora potente, bucato il muro avversario
composto da Iannone e Bilardi, con coach Gagliardi su tutte le furie. Altro punto per Capitan Moneta e sono 20-14. Errore di Caracuta in battuta, 20-15. Adesso Silvia Bilardi va al servizio per l'Accademia Sant'Anna Messina. Moneta, punto al servizio per Silvia Bilardi, ottimo servizio. 20-16, attenzione, torna a -4 Messina, gioca il tutto per tutto in questo terzo set. Bene Moneta, Caracuta, Stival, tira forte e arriva un altro punto per l'Aragona, tocco al muro, protesta Nino Gagliardi, protesta Ambra Composto. 21-16 il punteggio, cambio Aragona, fuori il Ruffa che ha giocato bene in seconda linea, dentro Cappelli che va in prima linea. Attenzione, il secondo va a parlare col primo. Attenzione, potrebbe cambiare decisione il primo arbitro. La palla è fuori, dice il secondo, la palla è fuori, dice il secondo, quindi il punto, attenzione, il punto viene assegnato al Messina. Abbiamo letto il labiale del secondo arbitro, la palla è fuori, quindi il secondo che corregge il primo, il signor Russo di Savona, corregge la decisione del primo arbitro. E allora annullato il cambio per l'Aragona, torna dentro Ruffa, fuori Cappelli, e allora è 20-17 il punteggio, punto consegnato dagli arbitri al Messina. Al servizio ancora Silvia Bilardi. Moneta bene, Caracuta alza per Stival che schiaccia, spacca il parquet e rimette tutto come a posto. Rimanda l'Aragona a quota 21-17, adesso il cambio in prima linea, fuori Ruffa, dentro Cappelli. Moneta al servizio. Male Escher, corre Iannone, Marino attacca e fa male, fa punto, fa male l'Aragona, Marino. Ottimo il suo attacco. 21-18, Messina che sta lottando con il coltello Fredenti in questo terzo set per provare ad allungare la partita, portare a casa questo set. 21-18, al servizio Iannone, occhio alle sue battute in salto, palla fuori, errore di Iannone. 21-18, palla fuori di mezzo metro. Micheletto in battuta, Escher, Giordano, Marino, muro out di Borelli. 19 Messina, 22 Seap dalle Cardille Aragona, terzo set, 2-7-0 Aragona. Alessandra Marino in battuta, Cappelli, difficoltà, Caracuta, Stival può solo appoggiare, attenzione, costruisce l'attacco Messina, Escher tocca il muro, il tuffo della Vittorio, Caracuta alza per Cappelli che tira forte sopra il muro avversario, gran punto di Cappelli per il 23-19, attenzione, l'Aragona ha 2 punti dalla vittoria netta per 3-0, a 2 punti dal primo posto solitario in classifica. Stival in battuta, 23-19, si alza Stival, tira forte, palla fuori, 23-20. Adesso serve
il cambio palla. Al servizio l'ex Aragona, Ambra composto. 23 Aragona, 20 Messina, terzo set. Cappelli può solo appoggiare, costruisce l'attacco Messina. Escher, salva Stival, Caracuta, Cappelli, tira forte, Muro, palla in gioco, Cappelli, salva tutto Messina. Escher, altra chance, il tuffo della Moneta, Vittorio poi, Stival, tira forte, oh mamma mia, salva Marino. Giordano, Iannone della seconda linea, palla fuori, errore della Iannone, clamoroso errore della Iannone. 24-20, 4 match point Aragona, 4 match point per spazzare via la capolista e tornare da soli al comando della classifica a +2 ad una giornata dalla fine del campionato. Cappelli in battuta, match point Aragona. Marino, Giordano, Escher, salva Vittorio, Caracuta, si alza il capitano, passa, salva Messina, la palla è ancora lì. Match point Aragona, Caracuta, Moneta, salva Giudice, attenzione, palla ancora in gioco, altra chance per Messina. Salva Stival, Caracuta, si affida ancora al capitano, Moneta, tira forte, vincente! Capolavoro! Seap dall'Icardilla Aragona, spazzata via la capolista, 3-0, tondo, con parziali netti, 25-19, 25-12, 25-20. L'Aragona batte la capolista Messina e si riprende il primo posto solitario. Un nettissimo 3-0 al termine di una gara da incorniciare. Partita perfetta dal sestetto di Massimo Dagioni, che annichilisce con un netto perentorio 3-0 Messina. Festa in casa bianco-azzurra per una partita da incorniciare, come detto, perfetta in tutti i fondamentali, e Messina che torna a casa senza punti e lascia qui al Nicosia il primo posto solitario alla Seap dall'Icardillo Aragona. Vi ricordo il finale: Seap dall'Icardillo Aragona, Accademia Sant'Anna Messina 3-0. Da Davide Sardo e dallo staff con il collega Salvatore Barresi è tutto, grazie per l'attenzione e a risentirci.